buongiorno. Un biglietto per Gorizia, solo andata per piacere. Il fascino delle stazioni, adoro guardare i treni che partono, quante avventure nascono da qui, partono da qui, c'è chi è arrivato in autobus, chi in macchina, chi a piedi, chi parte con una valigia, chi parte solamente con una borsa da lavoro. Noi partiamo, siamo arrivati con la bici. Da tanto tempo non tornavo a Gorizia, arrivati in questa prima tappa, o meglio siamo ancora all'inizio, dovrebbe esserci una persona ad attendermi che mi guiderà in questo viaggio. Vediamo se è arrivata, lo riconoscerò dalla bici, credo di sì, eccolo qua, almeno spero, buongiorno. Penso di sì. È lei che aspetta me, sono io che aspetto lei. Francesca. Robert. Buongiorno. Piacere. Una guida turistica. Una guida turistica, appassionato di bicicletta. E cerco di unire queste due passioni, queste due cose, in modo da visitare le diverse località della regione. Fantastico, quindi imparerò tutto e imparerò soprattutto che prima di tutto devo mettere il caschetto. Giustamente. Per cui caschetto e partiamo, non mi anticipi niente perché voglio che sia tutto... Vuole essere tutta una sorpresa. Una sorpresa. Certamente. Avendo vissuto un po' qua, so che il centro è da quella parte. Esatto. Andiamo da quella parte. Adesso andiamo da quella parte, poi raggiungiamo il castello, visitiamo un po' del centro e ti racconterò anche qualcosa di delle particolarità di questa città di confine, ma insomma non troppo. Andiamo? Via. Vi mando una cartolina, Qua stiamo passando davanti al chiostro di Sant'Antonio? È il chiostro di Sant'Antonio, sì, questo qui, questa è la piazza Sant'Antonio, dove abbiamo sulla destra anche il palazzo Strassoldo. Ecco, questa qui è la piazza Cavour e adesso ti faccio vedere un paio di cose molto interessanti che riguardano la storia di questa città. Ok, allora, lasciamo qui giù le sì, bici. possiamo scendere un momento, così poi continuiamo, facciamo l'attraversamento pedonale, già che siamo. Ecco, qui siamo ad esempio alla casa da dove Primož Trubar, un monaco sloveno, parlava alla folla nel periodo in cui venivano diffuse le idee luterane. Siamo nel 1500 e qualcosa, 1520-30. Aveva studiato a Lubiana questo monaco e soprattutto si esprime nelle tre lingue che si usavano qua, italiano, tedesco e sloveno. Ma a Gorizia che atmosfera si respirava? Cioè era più da controriforma o... Gorizia viene scelta come località per la diffusione della controriforma, vengono chiamati gesuiti, per respingere le tesi luterane che così tanta diffusione avevano, soprattutto in questa zona di confine verso la Slovenia. E quella statua che vediamo là all'imbocco di Via d'Astello? Quella statua che vediamo lì in fondo è una cosa molto interessante anche questa, della storia di Gorizia, è la statua di Michael Stetter, un personaggio importantissimo nella cultura locale. Per cosa in particolare? Uno studioso di filosofia, apparteneva alla comunità ebraica, che è un'altra delle particolarità di Gorizia. C'è ancora un centro culturale, adesso non più sinagoga, ma comunque c'è stata una forte comunità, una forte presenza anche della comunità ebraica, e di questa comunità faceva parte questo Carlo Michael Stetter, morto poco più che ventenne alla vigilia della sua discussione della tesi, perché appunto aveva un senso di difficoltà nei confronti della vita, non si trovava più, le sue idee veramente erano troppo avanzate rispetto a quella che era la società di allora, e decise di farla finita proprio appunto poco prima di discutere la sua tesi sulla retorica e la filosofia.
E far di se stesso fiamma, qua viene ripresa una sua frase. Guardavo via Rastello con le luminarie, ma mi sa che ci facciamo dopo la pedalata in discesa, ci tocca prima la salita. Sì, esatto, adesso facciamo la salita, andiamo su a vedere il castello, che è un'altra bella opera a difesa di tutta la cittadina e anche di tutta quest'area che sta fra i fiumi Vipacco e Isonzo. Questo qui è un castello che esiste già nell'XI secolo, era la sede del conte di Gorizia, una famiglia molto importante, poi subentrano gli Asburgo dopo la morte dell'ultimo conte. E, per un brevissimo periodo, dal 1508 al 1509, il castello è nelle mani dei veneziani, è il momento della guerra di Cambrai, quando Venezia è in lotta un po' con tutto il mondo, quello conosciuto perlomeno, sì. Allora. E niente, succede che stanno qui un anno, però non di più, perché scoprono che non è confacente alle loro necessità di difesa da quello che era il nemico più importante, cioè l'impero ottomano, e quindi se ne disfano e praticamente lo ridanno agli austriaci, agli Asburgo, che lo tengono poi fino al XX secolo, fino alla prima guerra mondiale, fin quando appunto Gorizia rimane parte dell'impero asburgico. Si estendeva il territorio dei conti di Gorizia fino al lago di Garda? Esatto, comprendeva tutta questa parte dell'arco alpino, evidentemente in momenti diversi ha avuto estensioni diverse, ci sono stati poi accordi fra le diverse famiglie, ma tendenzialmente questo qui è l'ambito che faceva parte della contea di Gorizia, Tirolo, perché in effetti per un certo periodo ha assunto anche questa doppia denominazione. Perché c'è questa sorta di enclave? Esatto, particolare staccata. Curiosa è proprio questa qui del porto di Latisana, che faceva parte dei territori della contea di Gorizia, perché avevano comunque bisogno di avere uno sbocco al mare, di avere un porto a disposizione per le merci che arrivavano, e ad esempio in qualche periodo raggiungevano Esentasse, Venzone, che era la località che comunque ha sempre assolto questa funzione di confine e quindi di pagamento di dazio. E c'era questo collegamento. Questa qui è la contrapposizione fra due fierezze, diciamo, quella del conte di Gorizia, che è sempre stato un personaggio molto, molto forte, per quanto avesse avuto anche il ruolo di avvocato, cioè di rappresentante del patriarca, in realtà tendeva a sottrargli potere e territorio, quindi a un certo punto si è trovato un altro personaggio altrettanto caparbio dall'altra parte, cioè Bertrand de Saint-Genier, il patriarca che ha regnato fino all'età di 90 anni, quando viene poi colpito da una sciabolata o comunque da un colpo di spada a causa di un assedio. E questo, altrimenti chissà fino a quanti anni sarebbe arrivato. Questo qui è un plastico che ricorda una particolarità, la guerra di Natale del 1340, quando in realtà non si svolge nessuna azione bellica, solamente il patriarca presenta qua tutte le sue truppe, svolge le truppe che fanno l'accampamento e tutto quanto, e cinge d'assedio il castello. Un'azione dimostrativa. Un'azione molto dimostrativa. Il giorno di Natale il patriarca celebra qua ben 3 messe, quindi continuamente si toglie l'abito da guerriero e mette quello da vescovo, perché tale era il suo ruolo, finché alla fine coglie il conte di Gorizia e si mettono in qualche modo d'accordo, cioè, io guarda, se voglio sono capace di distruggerti, poi alla fine fa la messa di mezzogiorno. Sappi come comportarti. Esatto, sappi come comportarti, fa la messa di mezzogiorno, tornano via e tornano a casa. Siamo nel Salone degli Stati Provinciali, una specie di salone di raccolta di un Parlamento dove venivano rappresentate i diversi stati sociali appunto della società goriziana,
È un salone molto ampio, ci sono alcune tele alle pareti, abbiamo il sacrificio di Isacco qui alle nostre spalle, ma soprattutto abbiamo tutta una serie di strumenti musicali che sono stati costruiti sulla base di modelli presi dalle vecchie miniature delle vecchie pubblicazioni, appunto, del periodo medievale rinascimentale. Quindi le riproduzioni fedeli di quelli che erano... Esatto, riproduzioni fedeli, ci sono diversi costruttori di questi strumenti musicali, è un lavoro di artigianato, artistico nel vero senso della parola, e vengono anche in buona parte utilizzati quando ci sono concerti di musica appunto rinascimentale o medievale che si tengono proprio anche qua. C'è un'associazione di studi che si rivolge a questo specifico settore e poi ci sono i diversi interpreti che volta per volta utilizzano questi strumenti che in qualche parte sono stati ripresi anche da quelli che sono esposti e suonati dagli angeli nel Duomo di Gorizia, chiesa dei Santi Ilario e Taziano, che quello è il Duomo più piccolino. Ci sono alcuni affreschi che riportano gli angeli che suonano la lira, la ghironda, la viella, e questi qua in qualche modo sono stati riportati anche qui. Robert, grazie per le storie raccontate in castello, però io ho una domanda. Io il biglietto cioè sono partita da Udine con un biglietto di sola andata. Come ci torniamo? Ma possiamo, intanto raggiungiamo Cividale. Per questo, lungo. sì, esatto, per questo potremo fare una capatina su una delle piste, delle pezzi di pista che fanno parte della rete regionale delle ciclovie di interesse preeminente regionale. Passeremo per Cormonsa, ad esempio. Cormonsa è un'altra bella cittadina con un bel centro storico, è un po' la capitale del Collio, se vogliamo definirla così. Comunque ci sono molte affinità anche con Gorizia, perché la storia ci insegna che tutti e due hanno fatto parte dell'impero asburgico fino alla prima guerra mondiale. E quindi si esce da Gorizia, giusto per dare qualche indicazione, si va proprio lungo la ciclovia verso Cormonsa, troveremo qualche indicazione. Esatto, e poi da lì qualche indicazione, magari anche qualche cantina, visto che la zona si presta a questo. Infatti volevo dire quello, e allora una piccola sosta. Benissimo, la facciamo volentieri. Sono ancora più motivata ad andare. Andiamo, stavolta Bene, guido io. Perfetto, grazie. Piccola sosta, buongiorno. Buongiorno, ben arrivati. Francesca, Elda, piacere. bene, ben arrivati. La mia guida, Elda, Robert. Benissimo. Noi siamo arrivati in bicicletta. Fantastico. Quindi... è il modo migliore per arrivare qui. Per cui ci piaceva un attimo fermarci, rilassarci un secondo e perché no, conoscere un po' di più. Allora, vi siete fermati nel posto giusto, perché questa alla fine dell'800 era l'ultima stazione di posta. Qui si cambiavano i cavalli, perché qui eravamo sotto l'impero asburgico, ma a 1,5 chilometri di distanza iniziava il Regno d'Italia, per cui questa è sempre stata una locanda, quindi sempre pronta ad ospitare i viandanti.
abbondanti, per cui questo insomma è un bellissimo così racconto che appartiene alle nostre terre. Questa era appunto la vecchia osteria del paese, 2 posti erano deputati a chi viveva il paese, l'osteria e la chiesa, per cui insomma questo era un posto logicamente di ritrovo, un posto di condivisione, e così abbiamo voluto che si mantenesse questa sua atmosfera, quindi abbiamo fatto un recupero di tutto quello che potevamo fare all'interno di questa vecchia osteria, quindi le sedie, i tavoli, ricostruito il bancone come era alla fine degli anni 50, e quindi insomma c'è l'atmosfera. Ecco, quello che a me piace è quando le persone entrano da quella porta dicono: ma guarda, mi sembra di essere a casa, mi sembra un posto che già ho vissuto, un posto già conosciuto. Tra l'altro qui è una tappa incredibile proprio di amanti del turismo slow. Questo volevo chiedere, ma anche dei ciclisti, perché ho visto fuori una bicicletta. Tantissimi. Questa è sempre una bicicletta, questa è una bicicletta del slow appunto, e con questo bellissimo colore giallo che identifica un po' la realtà del Collio, ma obiettivamente ci sono tantissimi turisti che proprio vengono, molti austriaci, per cui partono con le loro biciclette e poi seguono strade diverse, ma obiettivamente è un entrare, un conoscere il territorio attraverso un mezzo che non è quello della macchina, quello del treno, quello di cui può essere, lo vivono proprio la strada, vivono il paesaggio, entrano dentro il paesaggio, e le soste sono fondamentali. Del bicchiere di vino di un certo tipo. E per cui dice vino e arriva il vino, veramente ha tutto sotto controllo. È bravo Bruno. Quindi ma visto che dice vino, la interrompo solo per chiedere una cosa, perché ho visto Strada del vino e dei sapori, che insomma prima di partire qualcosina ho letto. La curiosità intanto è che la nostra regione è praticamente l'unica ad avere una legge regionale proprio che promuove questa esperienza, che in realtà è un insieme di 6 esperienze, ma che soprattutto mette assieme una esperienza enogastronomica di alto livello e anche di accoglienza e una conoscenza del territorio, dico bene? Ma assolutamente sì, perché quello che stiamo dicendo, no? E stiamo un po' parlando appunto delle emozioni, di entrare dentro un paesaggio, di scoprire alcuni luoghi che fanno parte della nostra storia, il poter degustare grandi vini, gustare dei piatti tipici, delle cose, fanno parte proprio di tutto questo percorso. Una strada del vino e dei sapori indica esattamente quello che abbiamo detto. Quindi diciamo che è una rete, no? Diventa una rete di luoghi dove tu puoi fare esperienze diverse, solo che aiuti in un certo senso il turista, il viaggiatore, l'appassionato a dire: guarda, ecco, la strada stai cercando questo, sicuramente la strada del vino e dei sapori te lo può offrire. Qui da voi si può anche dormire? Si può dormire, ci sono 8 camere, e si possono portare le biciclette, le proprie biciclette nelle stanze, quindi assolutamente. E quindi la tradizione di una vecchia stazione di posta, un tempo c'erano i cavalli, oggi magari perché no le biciclette. E allora brindiamo a questa ottima scelta. Bene. Un pezzo l'abbiamo fatto da Brazzano, passando davanti all'abbazia di Rosazzo, esatto. E poi su, quindi non è difficile raggiungere Cividale anche da Gorizia. Si va via Cormons, poi appunto si va per dietro San Giovanni, Manzano, ci sono delle strade secondarie, in parte anche delle piste. Qui e là c'è anche la segnaletica della FVG3 che fa parte della rete regionale europea, che è in via di costruzione, in via di
prosecuzione dei lavori quantomeno, e adesso siamo dalle parti di Premariacco Firmano, ci aspetta un pezzo di pista ciclabile e poi un passaggio per dietro con un ponte molto interessante, una passerella sul Natisone, e via Firmano comunque raggiungiamo Cividale con vie secondarie, ci sono diverse possibilità per vedere. Quindi questo. Poi Ponte del Diavolo e arriveremo alla ultima tappa del nostro viaggio. Esatto, Ponte del Diavolo e poi finalmente una visita al museo archeologico con l'incontro con la direttrice. Quante cose che sto imparando. Caspita! Partenza! Via! Grazie per averci accolto qua al Museo Archeologico Nazionale di Cividale. Che storia ha? Ce la può introdurre in breve? Questo museo è uno dei più importanti, se non diciamo il più importante per quanto riguarda l'archeologia barbarica in Italia. Qui c'è una maggior concentrazione di elementi più caratteristici della cultura longobarda, sia per la qualità, per la quantità e per la concentrazione di elementi più tipici della cultura tradizionale dei Longobardi. E questo perché? Perché Cividale è stata la prima città che è stata occupata dai Longobardi, e qui possiamo vedere come sono arrivati e come poi si sono trasformati in quel processo di acculturazione che segue appunto la conquista della città. Per cui si racconta in particolare questo qui dentro, anche perché è legato direttamente alla storia. Sì, ma non solo, anche la trasformazione della città, che è una città romana, quindi la trasformazione della città in epoca cesariana, poi in epoca tardo-antica, quando la città assume una grande importanza perché viene inserita nell'ambito di un sistema di fortificazioni molto importanti, e poi com'è la città quando arrivano i Longobardi e come la trasformano. E com'era la città allora? Era una città importante, fortificata, che acquista importanza proprio nell'ambito del IV secolo, in cui assistiamo a una monumentalizzazione della città, e quando arrivano i Longobardi a loro piace molto questa città già fortificata e dotata di tutte le caratteristiche che doveva avere la città, che poi diventa la sede del primo ducato longobardo in Italia. Quindi siamo nel 568 quando arrivano i Longobardi e appunto diventa la prima sede del primo ducato in Italia e continua ad essere sede di tale ducato fino al 774, fine del regno longobardo, conquista invece dei Carolingi. Per cui un bel periodo che lascia dei segni, sì, e possiamo vederli. Certamente. Ora andiamo in visita. Qui c'è una ricchezza di oggetti sui quali davvero si potrebbe stare anche mesi a parlare. C'è come avete scelto anche proprio l'esposizione, quindi il percorso all'interno di questo museo? Quella che vediamo è una ricchissima collezione, come dicevo una delle più importanti di archeologia barbarica in Italia, e nasce nel 1817 per opera di Michele della Torre, che era un canonico, conte di Valsassina, che decide di intraprendere degli scavi a Cividale. Scava 10 anni, sovvenzionato dall'imperatore Francesco I d'Austria, e rinviene una grandissima quantità di oggetti. Subito si rende necessario costituire un museo, che viene fondato nel 1817, quest'anno appunto compie 200 anni. Questa è una delle prime necropoli scavate proprio da Michele della Torre, la necropoli di Cella San Giovanni, che appunto pensate è anche la prima necropoli longobarda scavata in Italia. Questi oggetti sono straordinari, sono centinaia di tombe che sono state rinvenute. Tutte le altre sale del museo raccontano la storia di ogni necropoli, e quindi raccontano un po' il costume dei Longobardi e gli oggetti che a loro erano più cari e rappresentativi
talmente rappresentativi da essere portati appunto in questo viaggio nell'aldilà. Ricordiamo che il Longobardo è un guerriero ed è la sua tradizione è quella di un guerriero nomade. La sepoltura di cavalli è una pratica molto utilizzata tra i popoli delle steppe nell'età delle migrazioni e quindi anche dai Longobardi, quindi è un rituale condiviso anche da altre popolazioni. Qui in Friuli è l'unica. Questa sepoltura di cavallo viene dalla collina di San Mauro. A Cividale è una necropoli straordinaria perché è stata scavata solo in parte, ma tutti gli individui presentano un livello di ricchezza molto alto e anche molto rappresentativo. Questo in particolare è un armato, come si vede dalle armi che si porta nella sepoltura, che è stato sepolto con il suo cavallo, quindi nella stessa fossa. Angela, anche questa stanza è abbastanza, anzi molto affascinante, direi. Dove ci porta? Questa stanza racconta la storia di una scoperta straordinaria che è stata effettuata a Cividale nel 1874. Io la definisco la prima scoperta mediatica di Cividale, perché tutta la città ha assistito alla messa in luce di questa tomba che è uscita da piazza Paolo Diacono improvvisamente dopo una serie di lavori che hanno intercettato una fossa molto profonda che conteneva questo sarcofago. All'interno un personaggio importante, come evidenzia il suo corredo, ma come evidenzia anche la struttura della sua tomba, in una fossa che era coperta da una lastra così importante, un corredo ricco con una croce bellissima, con pietre dure in oro, con anche una stilizzazione di un viso che dove appunto si riflette la percezione che il Longobardo aveva di sé, quindi una identificazione molto interessante proprio della fisionomia longobarda, quindi con la scriminatura centrale nei capelli, come ci racconta Paolo Diacono. E poi dei frammenti in oro, perché pare che questo personaggio fosse interamente ricoperto d'oro, come ci raccontano le cronache. Angela, grazie, affascinantissimo questo mondo, davvero da scoprire, con una prossima pedalata, con altre cose ancora. Grazie. Arrivederci. E così abbiamo iniziato questa nuova avventura pedali, aria aperta, niente auto, il fascino di Gorizia, l'eleganza e la storia di Cividale, i colori e i sapori del Collio. E muovendosi ci si sente anche liberi di mangiare qualcosina in più. Vi mando questa prima cartolina prima di riprendere il treno verso casa. Statemi bene, saluti e bici!